Sì, abbiamo pensato a questa iniziativa perché ci rimaneva ogni sera, qualche sera, del pane che avanzavamo, che non vendavamo, del pane in eccesso, e abbiamo pensato invece di buttarlo, perché alla fine poi in genere si butta, ed è veramente un peccato buttare via del cibo. Abbiamo pensato di darlo ai nostri clienti oppure alle gente che viene a prenderselo dopo le 21. E abbiamo pensato anche sia il cibo in generale non si deve buttare, però anche il pane ha ha un valore quasi sacro, diciamo, è il principe degli alimenti, per cui ricordo un tempo, guai a buttare via il pane, guai a sprecarlo, anzi, se si doveva per caso assolutamente gettarlo, si doveva prima baciare e poi si gettava. E ecco, quindi abbiamo pensato a questa iniziativa, che è molto apprezzata, devo dire, dai nostri clienti, e sia perché possono assaggiare il nostro pane a casa o mangiarlo il giorno dopo, però anche perché lo assaporano e lo apprezzano.